Una rissa che finisce in tragedia. Alessandro Sartoro, operaio di 46 anni di Cison di Valmarino, che resta a terra privo di sensi. Una serata di festeggiamenti che si trasforma in pochi istanti in un dramma. Il tutto succede intorno a luna di notte all'esterno della locanda Al Baccaro della frazione di Tovena, dove è in corso una festa per il passaggio oggi del Giro d'Italia. All'improvviso però gli animi si accendono, scoppiano alcune risse tra i presenti. I motivi non sono ancora chiari. Quello che succede negli istanti successivi deve essere ricostruito. Stando ad alcune testimonianze sembra che Alessandro Sartor abbia tentato di sedare le liti, rimanendone coinvolto, preso a calci e pugni prima di cadere a terra. Immediato l'arrivo del SUEM che trasporta Sartor all'ospedale di Conegliano, dove muore poco dopo. Sul posto giungono anche i militari dell'Arma che acquisiscono le immagini delle telecamere di videosorveglianza e accompagnano in caserma una quindicina di persone che vengono ascoltate per tutta la notte fino al primo pomeriggio di oggi. Tra loro ci sono anche due fratelli poco più che ventenni di Fara di Soligo, sui quali si concentra da subito l'attenzione degli investigatori. I ragazzi avrebbero raccontato agli amici di non aver colpito Sartor, ma di essergli passati accanto. Poi lui sarebbe caduto a terra. Intorno alle 15 i due fratelli vengono accompagnati al comando dei carabinieri di Treviso, sottoposti a fermo di indiziato di omicidio. Intanto Tovena è un paese sotto shock. Tutti conoscevano Alessandro Sartor e faticano a credere che non ci sia più. Scioccati. E conosco bene la famiglia, il padre, la madre, ma che lui era sempre qua, non avrebbe fatto male a una mosca.